Prima dell'incontro del 28 gennaio, organizzato dalla nostra scuola con il signor Claudio Piron, componente del comitato direttivo di avviso pubblico, non credevamo che le parole come mafia e Veneto potessero essere accostate. Pensavamo alla mafia come cosa lontana di un'Italia che non si rappresentava. Si sbagliavamo. Abbiamo imparato infatti che il Veneto e il Nord-Est sono luoghi che interessano le mafie per fare affari e compiere attività illecite. Abbiamo scoperto che è esistita la mafia del Brenta, organizzazione criminale che ha compiuto omicidi, rapine, sequestri di persona. Abbiamo poi approfondito l'argomento sia in classe con gli insegnanti e i compagni, sia a casa con i nostri genitori. Ora, nel nostro vocabolario, trovano posto termini come truffa, frode, evasione fiscale, omertà, ma anche legalità e impegno. A questo proposito vi chiediamo, come può un ragazzo di 16 anni nella sua quotidianità contribuire a limitare la diffusione della criminalità organizzata? Grazie. Chiedo anche ai ragazzi dell'Istituto Bocchi Galilei di Adria di avvicinarsi, perché poi tocca anche a voi. Nome? Scuola? Prego lei. Nome? Prego, Gianluca. Della diffidenza, della mancanza di fiducia nello Stato da parte dei cittadini si è nutrita la mafia, crescendo come un parassita e diventando uno Stato nello Stato. Una mafia che ha esteso il suo raggio d'azione anche al nord, imponendo il suo particolare modo di procedere per il controllo del territorio, il suo personalissimo stile criminale costruito sulla connivenza con il potere economico e politico. Il nord e il centro hanno ben appreso. Sono stati bravi allievi, è il caso di dirlo, come testimoniano anche i recenti scandali relativi a Expo e a Mafia Capitale. Ciononostante, dobbiamo riconoscere che molti passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, magari a caro prezzo, grazie ai tanti che sono morti, perché credevano in una giustizia, in un bene comune che è più grande del singolo individuo e che per questo deve trionfare. Ma tanto è stato fatto grazie anche all'impegno delle istituzioni e di associazioni come Libera o Avviso Pubblico. Noi giovani studenti riconosciamo questo e con l'opportunità che abbiamo di ampliare le nostre conoscenze e combattere l'ignoranza e la disinformazione, noi abbiamo il dovere di essere fiduciosi, di credere nel bene e nel meglio. Abbiamo il dovere di vigilare come sentinelle attente per vedere e capire cosa sta succedendo nella realtà che ci circonda. Abbiamo il dovere di impegnarci in prima persona nella difesa della legalità. Lo dobbiamo a chi è morto, vittima di una giusta lotta, come Rosario Livatino. Lo dobbiamo a chi è morto perché stava semplicemente compiendo il suo dovere di carabiniere, come Silvano Franzolini. Lo dobbiamo a chi è morto per caso, come Cristina Pavesi, vittima di una guerra che non era sua. Lo dobbiamo a tutti coloro che sono morti a causa delle mafie e lo dobbiamo a noi stessi e a quelli che verranno per vivere in un mondo migliore. Il suo nome? Chiara dell'Istituto Catullo. Ecco, chiedo anche ai ragazzi dell'Istituto Marconi di Padova di prepararsi perché dopo il voto toccherà loro. Prego. Noi della quarta A dell'Istituto Catullo di Belluno vogliamo aprire il nostro intervento ponendovi una domanda. Senza l'aiuto della politica potrebbe esistere la mafia? A questo proposito noi vogliamo riprendere una citazione tratta da Paolo Borsellino. Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Perciò crediamo fermamente che il primo passo per combattere la mafia debba partire dall'alto, per poi estendersi all'intera società e in particolare ai noi studenti, che siamo la generazione futura. Perché, come disse il giudice Borsellino, se i giovani gli opporranno resistenza, l'onnipotente mafia svanirà nel nulla. Grazie. Grazie. Ora abbiamo l'Istituto Calvi di Padova, ti chiami? Bora, c'è una lettura di un testo e poi un video. Buongiorno a tutti, come introduzione al nostro lavoro finale vi leggo una breve sintesi. A partire dall'analisi delle vicende e delle personalità di tre vittime della mafia, quali Silvano Franzolini, Cristina Pavesi e Rosario Livatino,
è stato esaminato il significato del termine mafia in Italia e in altri paesi e sono stati analizzati i principali istituti giuridici ed economici di interesse della criminalità organizzata nel Veneto e i reati ad essi collegati, quali turbativa di appalti pubblici, riciclaggio del denaro sporco, corruzione e contraffazione. Con uno spot dal titolo Cosa c'entro io con la mafia, realizzato dagli studenti di 2 classi quarte dell'Istituto Tecnico Economico Calvi di Padova, si sono voluti mettere in evidenza atteggiamenti diffusi, spesso sottovalutati e tipici di una cultura mafiosa, quale la mancanza di rispetto delle regole e la prevaricazione del più forte sul più debole, contrapponendoli a comportamenti corretti che contraddistinguono i cittadini responsabili e consapevoli. Ogni giorno infatti siamo chiamati a scegliere tra comportamenti leciti e illeciti e scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Questa frase di Rosario Livatino è per noi particolarmente significativa e proprio per questo l'abbiamo inserita in chiusura del nostro spot. Grazie. Ora abbiamo le ultime 2 scuole, l'Istituto Bocchi Galilei di Adria e l'Istituto Marconi di Padova. Prego ragazzi. Ben arrivate, il vostro nome? Denise? Prego. Abbiamo elaborato alcune riflessioni su quanto sia pericolosa la criminalità organizzata e sull'importanza di costruire un paese libero da questo nemico. La mafia, agendo illegalmente, arreca enormi danni allo Stato, di conseguenza ciascuno di noi ci manipola come un burattinaio fa con le sue marionette. Non è una questione di chilometri. La mafia, ovunque essa agisca e mieta vittime, colpisce tutta la società. Abbiamo capito che essa è capace quindi di infiltrarsi anche nelle realtà più legali, approfittando della crisi. Ad esempio, finanziando a tassi di usura le aziende in difficoltà che non riescono a farsi prestare denaro dalle banche. Agli imprenditori disperati è forse sembrato di aver trovato un amico disposto a dar loro una mano. In realtà, nel giro di qualche anno hanno perso tutto. Il Veneto è anche sede di ecomafie, cioè organizzazioni che danneggiano il territorio e l'ambiente. Possiamo definire questo aspetto ancora più grave, in quanto può provocare seri disturbi a persone completamente innocenti e ignare. A questo proposito abbiamo scoperto vicino a noi l'episodio di una ditta che ha ripulito i fondali del fiume Po esportandone illegalmente la sabbia, ricavandone un guadagno illecito e compromettendo la sicurezza degli argini. Il Veneto non è terra di mafia, ma è terra che piace alla mafia. Inizialmente questi fatti ci lasciano sconcertati, ma dopo ognuno continua a pensare per sé, la propria famiglia e rimane indifferente. È evidente però che non bisogna essere passivi di fronte a questo problema, ma iniziare a combatterlo. La mafia è un nemico silenzioso, come una malattia che si manifesta quando ormai è troppo tardi. Tuttavia non è un nemico impossibile da sconfiggere e l'impegno dei giovani deve essere sempre maggiore nell'organizzare manifestazioni per incoraggiare la gente a vigilare e a denunciare. Riportiamo infine alcune citazioni che ci hanno fatto molto riflettere. Non è un corpo estraneo, non è mai un corpo estraneo, è parte di un tessuto culturale e sociale esistente e per questo ha la facilità di infiltrarsi. Dire che viene qui la mafia calata dall'altro è stupidaggine. Non è così. Ci sono le condizioni perché questa attecchisca e non solo attecchisce sugli affari, penetra nella cultura che esiste. A casa nostra di Monica Zonnetta. L'iconografia del Veneto austro-ungarico, estraneo al rapporto con il crimine, è un'immagine non più reale. Di Pietro Grasso. Grazie tantissimo. Noi studenti dell'IPIS Marconi siamo impegnati costantemente attraverso le attività e i lavori a rimuovere gli atteggiamenti mafiosi che sono presenti nel nostro vivere quotidiano, come a scuola o addirittura fra i nostri amici, e che rendono difficili i rapporti umani per costruire una società fondata sui valori della legalità, come noi la desideriamo. Questo impegno per noi è stato molto importante, affinché possiamo essere e diventare cittadini attenti al bene comune. Grazie. E adesso abbiamo una ragazza che si chiama Alice, che ha scritto una canzone per la giornata di oggi. Quindi Alice, ben arrivata.
Il fratello di Alice la accompagna alla chitarra. Grazie. Vedete che milione con la forza. La canzone si intitola Finirà. Vuoi spiegarci il senso di questa canzone, da dove ti è nata l'ispirazione? Allora, intanto ciao a tutti. Ok, grazie. In questa canzone in pratica io mi identifico in una ragazza del sud che vive questa situazione in prima persona e quindi si rende conto di cosa le sta succedendo intorno e ne è consapevole. Tramite le parole che io canterò cercherò di esprimere il fatto che tutto questo deve finire e speriamo che finirà il prima possibile perché siamo stanchi. Finirà. Vago senza meta, le paure accanto a me. Bevo lo stesso caffè, visi sciolti mi avrebbero fissato. Solo ombre, colpe al cuore, mi son persa. E sento le urla di chi vuole rimanere. Sento le urla di chi un giorno avrebbe urlato ancora, ma sai, non è vita una vita così, troppi occhi spenti e poi chissà prima o poi finirà, e cammino con speranze inutili, vorrei rinascere, ingiustizie, storie senza fine e minacce, colpe al cuore, siamo persi. Sentivo le urla di chi voleva rimanere. Sentivo le urla di chi un giorno avrebbe urlato ancora, ma sai, non è vita una vita così, troppi occhi spenti e poi chissà prima o poi finirà, se finirà, sai, non la voglio una vita così persa ormai, e poi chissà, prima o poi finirà, finirà.